200. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Sveva. Devo dire subito che la canzone che mi ha preceduto, Una vita in vacanza, secondo me è straordinaria. È una delle canzoni più riuscite nella storia della musica leggera. Sapete perché? Perché è il manifesto esatto della mentalità giovanile di oggi. E non c'è niente da vergognarsi. I giovani vogliono vivere in vacanza. Non lo dico con disprezzo, adesso io ovviamente da un po' di tempo, usiamo questa prima, non sono più giovane. La generazione ovviamente che dei millennial sicuramente, ma forse anche un po' di più, anche qualcuno che è nato in un altro millennio, ha questa visione della vita e diciamo ne ricava dei vantaggi meravigliosi, perché se uno lasciate perdere l'ironia che ci sono nelle mie parole, c'è anche un fondo di verità, no? Perché se uno se la prende continuamente, oddio, devo fare questo, devo fare quest'altro, ho questa incombenza, eccetera, si tortura e veramente che vita diventa, no, veramente. Ecco, quindi bando ad ogni forma di denigrazione. È riuscita perché, a parte il ritmo, la simpatia che io ho per questo gruppo, nonostante sia di estrazione estrema sinistra, è vero, però è un gruppo che secondo me fa del pop rock sano, che manifesta semplicemente con realismo e con sincerità quello che appunto i giovani pensano. Devo dire che tra l'altro questa canzone è uscita appena prima del Covid, no? Quindi ha portato una sfiga, scusate il francesismo, straordinaria. Perché poi ovviamente per 3 anni non si è più potuti andare in vacanza, no, si è andati così stringendo i denti con la mascherina, eccetera eccetera. Però è riuscita poi a sbucare fuori dal periodo del Covid e è ancora gettonata tantissimo, e fa bene la nostra radio a mandarla, proprio perché quelli che hanno vissuto, i giovani che hanno vissuto secondo me diciamo la clausura, questo periodo di clausura, hanno ancora più voglia di vivere in vacanza, perché sanno di avere perso del tempo e vogliono recuperarlo. Quando poi nell'immagine teatrale, diciamo partorita dal Festival di Sanremo di allora, parliamo di 6 anni fa, poi nella vita teatrale c'è la donna anziana di origine teutonica, che è molto anziana, di origine teutonica, che si mette a ballare, lì si raggiunge il vertice assoluto della scenografia dei ragazzi, al di là della simpatia del capogruppo, che batte, perché i gusti personali non si possono nascondere, no? Che batte tutti gli altri gruppi possibili e immaginabili. Siamo fatti così, ognuno di noi ha le proprie debolezze, ne renderemo conto ovviamente a chi governa l'aldilà, però è inutile nasconderle queste simpatie, perché se no verrebbe a, diciamo così, a nocumento, si dice, cioè a danno di tutti. Bene, oggi parliamo in realtà di un libro che secondo me è stato fondamentale, Nietzsche e l'eterno ritorno di Karl Leuit, scusate, è una O turbata, dell'Universale La Terza, che è uscito 40 anni fa e ha segnato praticamente così il recupero assoluto del pensiero di Wilhelm Friedrich Nietzsche, che val bene ogni tanto rispolverare. E parleremo anche in chiave di critica artistica di una mostra che si tiene a Forlì, il ritratto dell'artista. È iniziata da più settimane e andrà avanti fino a giugno, alla fine di giugno, nella location, devo dire, stupenda di San Domenico. Noi come Arte Nord siamo andati una volta a visitare, parliamo oramai era l'anno del terremoto, pensate un po', abbiamo sfidato il terremoto in Emilia,
che baldanza che avete avuto. Sì, abbiamo sfidato, non ci sono stati danni al nostro gruppo e abbiamo visitato una delle più belle mostre mai ospitate lì a San Domenico. Però diciamo il convento, l'ex convento di San Domenico, insomma tutto il sistema museale di San Domenico è uno dei più belli d'Italia e d'Europa, per tantissimi motivi naturalmente. E Forlì sa di avere questo bene prezioso, e è difficile che perda un colpo. Quest'altra mostra è veramente eccezionale. Il ritratto dell'artista praticamente dal tardo medioevo iniziato moderna fino ai selfie attuali, no? Ecco, con questo gusto sempre un po' romagnolo di sfidare il pensiero, come dire, più ufficiale, istituzionale ed ipocrita che esista. Bene, naturalmente la seconda parte, il clou della trasmissione, riguarderà un altro libro che si intitola Il richiamo del sentimento di Fabrizio Guarducci. Fabrizio Guarducci è uno scrittore toscano che avrà la pazienza appunto di ascoltare le nostre domande su questo libro che è uscito dalla Lorenzo De Medici Press, Il richiamo del sentimento, un libro molto originale che io vi propongo appunto affinché possiate godere ancora di una buona letteratura. Ce n'è rimasta poca, come ho detto dall'inizio dell'anno. Bene, allora intanto il ritratto dell'artista sta avendo un enorme successo. Salah Sandir, non avevamo dubbi. Forlì vede nugoli e nugoli e nugoli di visitatori del complesso di San Domenico, perché questa mostra è una mostra che va dritta al cuore della sensibilità umana del nostro tempo. L'artista ha sempre ritratto qualcuno, ha fatto dei ritratti di altre persone, ha fatto il ritratto di se stesso, si chiama autoritratto, lo sanno anche i bambini, però c'è stato modo e modo di fare questo ritratto. I critici d'arte si sono affannati nel tempo a farci capire appunto che dal ritratto noi riusciamo a evincere dei tratti psicologici molto classico in un quadro su tela o comunque in un disegno di varia natura, talvolta anche perfino acquarello, ma comunque è un disegno anche più classico, ne faceva anche Raffaello, Michelangelo, compagnia bella. Beh, sicuramente è qualcosa che non essendo ancora nata la fotografia, che nasce nell'Ottocento, doveva per forza andare a caccia di sensibilità, di psicologia, di gusto, e tanto appunto che il mondo rinascimentale insomma si è circondato di tantissimi ritratti. Basterebbe andare al Museo Nazionale delle Marche di Urbino per vedere tantissimi ritratti dei Montefeltro e di altri. Noi è vero che ancora oggi, dopo tantissimi secoli, possiamo dire guarda, quella persona lì, indipendentemente che fosse un nobile o meno, principe, fosse un guerriero, un militare, un cortigiano o una cortigiana, aveva quel tipo di temperamento, no? Proprio come quando incontriamo qualcuno per la prima volta e ci pensiamo su. Non è questione di simpatia e antipatia, è questione di quel gusto dell'indagine che ciascuno di noi, nel suo piccolo, intrattiene nei confronti dell'altra persona. Ne viene fuori di tutto, perché il primo impatto a volte è anche di pancia, però dopo con una adeguata riflessione notturna, ecco, che ci permette, a parte i sogni, di rivedere le persone che abbiamo incontrato durante il giorno, anche di notte, noi possiamo fare una bella riflessione su quello che abbiamo congetturato attorno a una determinata persona. Ed è come un indovinello in un certo senso, è come qualcosa, come una sfida
nei confronti di se stessi, ma anche nei confronti di quella stessa persona. È vero che alcuni giochi televisivi, alcune trasmissioni ci hanno abituato a capire che nulla è come appare, no? E quindi bisogna sempre individuare chi è veramente la persona che ci sta davanti. Enigma peraltro che poi è valido anche in campo amoroso, perché quante volte avete sentito dire sia da parte di una donna che da parte di un uomo: ma non pensavo, ma no, ma io l'avevo visto in tutt'altra maniera, lui, lei, ma no, non pensavo che fosse così. Ecco, certo, è vero, conoscere una persona richiede tanto tempo, però è anche vero che a volte il primo impatto, il primo flash è quello decisivo, per una sorta di intuizione quasi paragnostica, da sesto senso, che noi abbiamo nei confronti delle persone. E intendiamoci, indipendentemente che l'altra persona sia giovane, vecchia, uomo, donna, che sia vestito così, sia vestito cosà. Certo, a volte certe persone si vestono in una maniera ingannevole rispetto a quello che sono realmente. Ecco, la mostra di Forlì insegna tutto questo, insegna anche questo, nel senso che si introduce nel meccanismo della visione personale, quindi del ritratto classico, ma anche progressivamente del ritratto più moderno, che ovviamente ha pensiamo all'Ottocento, delle attitudini e delle caratteristiche anche funzionali completamente diverse rispetto al Rinascimento e alla prima età moderna. E poi a poco si arriva ovviamente alla fotografia, si arriva alla fotografia ricercata, alla fotografia in posa, alla fotografia diciamo d'arte vera e propria, oppure di moda, alla fotografia di moda, e infine ai selfie. Sicuramente questa mostra è una mostra di speculazione intellettuale, nel senso che non solo ci vuole dimostrare che esisterà sempre un modo di ritrarre le altre persone con qualsiasi mezzo possibile e immaginabile, ovviamente, quindi anche la fotografia classica, ma anche quella digitalizzata da smartphone che usiamo oggi. Ma c'è modo e modo di interpretare la fotografia, nella misura in cui ovviamente viene proposto un soggetto in una certa posa anziché un altro, oppure attraverso il famoso selfie. Siccome i social hanno estremizzato questo discorso del selfie, te l'hanno portato a un limite massimo, nella misura in cui ovviamente vengono anche truccate le persone attraverso modalità artificiali nei video, quindi persone che si ritengono, è tutto soggettivo, si ritengono brutte, diventano belle, oppure si agghindano in maniera appunto da mostrare segni particolari, come si diceva una volta. Segni particolari, bellissimo, c'è pure un film. Vabbè, insomma, in ogni caso tutto questo ha a che fare con un insieme di malizie tipicamente umane nel riuscire a dimostrarsi più bravi, più buoni, più belli, più santi di quello che realmente effettivamente noi siamo. Eppure vincono sempre le antipatie e le simpatie, perché una persona può anche essere bella, dato peraltro non oggettivo in senso assoluto, insomma, ma tendenzialmente più bella che brutta, però può risultare tremendamente antipatica, anche se è bella, ha dei lineamenti, come si diceva una volta, alla greca, la stupida battuta che oramai non ha più nessun senso, ma in realtà rimane l'impatto soggettivo. Nella mostra questa dimensione della soggettività dell'utenza, più che della volontà sia del ritrattista che del ritrattato, di quello che viene ritratto, ebbene, consiste proprio nel far capire che è l'occhio nostro che guarda il ritratto, che giudica, e quindi rimane una dimensione chiaramente soggettiva. Guardate, vi porto un esempio sulla base della mia esperienza quando è uscito quel famoso quadro di Kate Middleton, la grande protagonista del mondo regnicolo inglese. Al di là
della empatia o simpatia o del giudizio estetico su Kate, che è comunque opinabile, perché chiaramente sì, diciamo orientativamente non si tratta di una brutta donna, però de gustibus non est disputandum, ricordatelo sempre. Io ho sentito i giudizi più vari e più strampalati, perché comunque è stato anche accusato il ritrattista, il pittore, nei confronti di Kate, di essere stato cattivo, quindi non avere reso vero la sua vera bellezza, oppure è stato accusato di averla ritratta più bella effettivamente di quella che è. Intendiamoci, sempre all'interno di questo circo Barnum che vede le persone regnanti come degli dei, che ovviamente appartengono a una dimensione che non è quella della maggior parte dei comuni mortali. Ma questo per dimostrare ancora una volta che anche nel mondo dei selfie, dei video, dei selfie, di TikTok e compagnia bella, noi continuiamo ad essere condizionati da quella che è una mente riflessa atavica nei confronti delle persone. Per questo io dico a volte, e perdonerete questa mia digressione che può non sembrare in tema, io non me la sento di colpevolizzare i social d'emblée. No, perché qui si sta dando la colpa di tutto quello che di male c'è nel mondo ai social. Ecco, ai social e l'uso dei social. Ma in realtà è l'essere umano che diciamo ha certe caratteristiche, nutre certe caratteristiche, non solo soggettive come dicevo prima, ma anche di malizia, di invidia, di estrema soggettività, di gusto del bleffare, del dire bugie rispetto a quello che prova effettivamente rispetto a un quadro, per esempio a un ritratto. Certo che poi c'è un altro problema che alla San Domenico di Forlì è stato superato, cioè le luci, che sono ottime, perché se il ritratto, per esempio, viene presentato in un ambiente troppo scuro o con delle luci sbagliate, ecco che automaticamente il nostro giudizio sulla persona ritratta cambia in maniera categorica, cioè definiamo brutto chi è bello o viceversa. Come un po', guardate, è un gioco di specchi davvero, come la vita è un gioco di specchi, ragazzi e ragazze che mi state ascoltando. Non c'è niente di dato per scontato in assoluto, perché noi comunque di fronte alle persone proviamo delle sensazioni estetiche che cambiano, ma cambiano non perché cambiano le persone, invecchiano, ingrassano, eccetera. Cambiano perché cambia la nostra sensibilità verso queste persone, capite? E allora si spiega la moda che c'è stata nel tempo nell'acquisire un certo giudizio nei confronti di cantanti, attori, attrici, eccetera, no? O altri personaggi dello spettacolo, laddove un certo cliché che era dominante degli anni 60, 70, 80 non esiste più. Cioè, è cambiato il giudizio di bellezza, al punto che anche nel corso di un'esistenza un uomo o una donna certamente ritratta anche attraverso tutti i sistemi che conosciamo, ma che comunque è piuttosto famoso o famosa, verrà giudicata non più bella o non più brutta come lo era prima, no? Talvolta noi diciamo effettivamente, ma guarda, quella tale attrice sembra più bella adesso che ha 50-60 anni di quando era ragazza. Ma non è lei che è cambiata, sono i nostri occhi, il nostro gusto, la nostra sensibilità che col tempo cambia. Vi capite bene? Siamo dei camaleonti. Noi chiamiamoci Homo camaleonti, Homo con l'H, non Homo senza H, che ha un altro significato. Homo camaleonti, cioè noi siamo delle realtà animali che prestiamo il fianco a un capriccio continuo di base estetica,
ve lo dice il presidente di Arte Nord, ecco, nel senso che con gli anni, tutti questi anni che sono passati, organizzando anche delle mostre, ma comunque visitando tantissimi musei, aggiornandomi per quello che ho potuto nella mia vita, perché non sono Dio, anzi sono un essere riprovevole per molti aspetti, però ho avuto modo di capire questo aspetto che è fondamentale, proprio il mutamento del nostro gusto estetico, che ovviamente è correlato a un mutare relativamente oggettivo delle cose, delle persone, dei fatti, eccetera, eccetera. Ed è perfino sbagliato quello che a volte noi diciamo nell'arte, che noi diciamo solitamente che certi pittori non sono, che tipo Picasso, non sono stati mai bravi di fare un ritratto. Non è vero, l'hanno voluto fare tutto sgangherato perché volevano formare una nuova corrente e ce l'hanno fatta. Adesso Nietzsche, 40 anni fa usciva Nietzsche l'Eterno Ritorno di Carl Lewitt, un capolavoro esegetico, edizioni La Terza, andatelo, forse non so se si trova più in commercio, andatelo a cercare in biblioteca. Ecco che 40 anni fa in Italia, siamo nell'85, venne rilanciata la figura di Nietzsche. La fama di Nietzsche era quello di un pensatore legato all'estrema destra. Da allora non è stato più così, è stato riscoperto anche dalla sinistra, è passato addirittura per essere, diciamo così, un pensatore libertario, addirittura per certi aspetti, e comunque fortemente anticlericale, sulla base di alcune sue affermazioni che andavano dall'esaltazione di un paganesimo antico tra il dionisiaco e l'apollineo, e poi anche a una critica basilare nei confronti del cristianesimo, ritenuto un'inutile forma di compassione che peggiora le cose anziché migliorarle. Io non ho mai dato personalmente un giudizio positivo o negativo di tutto questo, però mi rendo conto, soprattutto col ciclo dell'Eterno Ritorno, descritto in questo libro di Carl Lewitt, uscito 40 anni fa, edizioni La Terza, Nietzsche e l'Eterno Ritorno, mi rendo conto che alcune diciamo intuizioni di Wilhelm Friedrich Nietzsche, di questo filosofo tedesco, sono diventate dominanti nel mondo contemporaneo, quindi si può comunque parlare quasi di un profeta da questo punto di vista. L'Eterno Ritorno è quel ciclo che secondo Nietzsche si ripropone in tutte le cose, nel senso che storicamente, ma un po' anche nella nostra vita, noi iniziamo con un certo modo di essere e di fare, percorriamo un certo percorso e poi ritorniamo ancora a quando lo avevamo iniziato. L'omega è uguale all'alfa. Si ritorna sempre, è un ciclo, non è un percorso rettilineo, è un ciclo, ci siamo su questo. Ecco, tutto questo spiega bene anche il boom dell'esoterismo degli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, spiega perché alcune grandi concezioni politiche stanno ritornando alle loro origini, no? Cioè dopo aver percorso tutti i terreni possibili e immaginabili, stanno ritornando effettivamente da dove erano partite, perché questo accade nell'animo umano, l'hai visto anche nel ritratto, per un gusto appunto di ritornare, di percorrere una via che appunto permette insomma di tornare effettivamente indietro, sempre un po' per quella battuta tipica del taoismo: più vai in una certa direzione, più vai nella direzione contraria, che noi occidentali facciamo fatica a capire, perché noi siamo troppo razionali. Ancora mi viene oggi di dire ragazzi e ragazze che mi ascoltano, avendo io un'età non più giovane e considero ragazzi e ragazze magari anche chi ha 40 anni. Per cui cioè, quello che importa è capire quanto dentro la nostra scommessa con la vita, con l'esistenza, col destino, c'è qualcosa più grande di noi, che appunto Wilhelm Friedrich Nietzsche aveva individuato perfettamente come una geometria sacra. E qui non si può non pensare anche a Guénon, ai libri di Guénon, che è debitore secondo me anche a Wilhelm Friedrich Nietzsche.
È stato mal interpretato Nietzsche perché si è pensato che avesse una visione di destra avanzata, ma non è così semplice la faccenda, come dimostra proprio questo libro di Karl Löwit, naturalmente. Lo stesso Also sprach Zarathustra, il suo capolavoro, ci insegna delle cose che vanno al di là della destra e della sinistra e vanno al di là, come diceva lui stesso, del bene e del male. Siamo arrivati, mi sembra, davvero al break. Cara Sveva. A dopo. Pronto? Sì, Andrea, è Pronto? andata un attimo via la voce. Ah, ecco, no, niente, ci sentiamo dopo il break. Tutto qui. Sì, assolutamente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Andrea. Eccoci qua nuovamente a parlare di cultura. Noi adesso dobbiamo metterci in collegamento con Fabrizio Guarducci, questo scrittore che è uscito con un libro interessantissimo, edizioni Medici Press, Il richiamo del sentimento. Intanto che stiamo mettendoci in collegamento, diciamo subito che è un testo suggestivo e al tempo stesso impegnativo, che riguarda un mondo spirituale e una scommessa, diciamo così, proprio con questo mondo, attraverso un'attitudine di ricerca che sicuramente è estremamente stimolante alla luce poi di quello che sta avvenendo oggi come oggi nel mondo stesso. Ecco, sappici dire, cara Sveva, quando siamo in contatto con Guarducci. Lo sto chiamando ma ancora non risponde. Quindi questo libro, che appartiene a una collana estremamente interessante delle edizioni Lorenzo dei Medici Press, raccoglie scritture di autori toscani, prevalentemente toscani, che spesso e volentieri vivono in suggestivi buoni ritiri, appunto, che sono anche ritiri spirituali, in mezzo ai cipressi, in mezzo agli olivi, ecco, in condizioni non stiamo parlando in senso materialistico, in condizioni spirituali davvero particolari, che permettono, alla luce anche del paesaggio circostante, di approfondire alcune... Andrea, quando vuoi ho l'ospite in linea. Benissimo, allora sentiamo la voce di Fabrizio Guarducci. Fabrizio, Benissimo. Ci sente? Sì, la sento, mi sto cercando il punto in cui la sento meglio, eccomi. Ecco, infatti, bravissimo. Stavo parlando proprio della campagna toscana, che è una delle più belle del mondo, tutti lo sanno, ma non tutti la conoscono fino in fondo,
per cui diciamo bella, così bella. sarebbe d'uopo che anche molti lombardi che magari hanno visitato soltanto Firenze e basta, vadano a visitarla, ma non voglio poi creare per lei ed altri un trambusto, un movimento eccessivo. Ecco, in ogni caso ma guardi, è importante anche nei nostri discorsi, perché sia agli alberi sia al verde tutto, c'è tutta una spiritualità incredibile, cosa di cui noi abbiamo bisogno. Certamente, e proprio stavo già parlando del suo Il richiamo del sentimento, questo romanzo, dove, diciamo così, un percorso a sfondo spirituale si avvale di alcuni incontri sia di testi, quindi di libri, sia di persone che aiutano, un termine molto materiale, diciamo così, sono consustanziali a una conoscenza più profonda del senso ultimo dell'esistenza. Ecco, in realtà io non posso spoilerare troppo il libro, perché sennò poi non lo comprerebbero più, invece invitiamo tutti poi alla fine dando le coordinate precise, però in realtà possiamo dire che una studiosa inizia una ricerca che non è una ricerca qualsiasi, perché si tratta di andare indietro nel tempo, nella storia, e riuscire a individuare il senso ultimo di un abbraccio religioso nei confronti di Dio, della natura, del mondo, da parte di una dimensione particolare del mondo cristiano che si configura purtroppo ai tempi, a volte ancora oggi, ma sicuramente molta nuova spiritualità ha riscattato tutto questo, quella dei catari o catari. Adesso anch'io oscillo fra le due, dica lei qual è l'accento giusto fra catari e catari, che è quel movimento assolutamente unico nel suo genere, che di antiche origini forse balcaniche, poi in realtà si materializzò soprattutto nella Francia meridionale. Sicché questa Elvira, questa studiosa, va incontro ad alcune scoperte che sono fondamentali, no? Ecco, vuole darci lei, Guarducci, senza ulteriori stupide liste o narrazioni, vuol darci lei un po' il senso del libro stesso, come si è accostato a questo mondo e perché poi ha portato avanti questa linea suggestiva di narrazione e di messaggio spirituale. A lei la parola, Guarducci. Grazie, sì, è sempre stato probabilmente un mio, non voglio dire difetto di mancanza, ma ho sempre cercato di capire il problema dell'esistenza. E io ho trovato risposte alle mie domande attraverso i catari nel sud della Francia, che molti dicono che vengono dai Bogomili, le vicine balcaniche, può essere anche questo, però ho trovato nella spiritualità renania, quella del Reno, una possibilità di capire il perché. Come si vincolavano queste idee? Perché solamente un certo tipo di persone, quelle più semplici, la conoscevano? Perché attraverso il mercato le persone parlavano tra di loro, parlavano di una possibilità di vita diversa da quella che abbiamo, non c'è più una materialità così accesa che purtroppo ci frena in tutto senso, e poi piano piano ho fatto questa Elvira che vuole veramente scrivere una storia dei catari, che chi sono, cosa sono, perché ci sono, e lei si dà da fare da un punto di vista scientifico, e per questo analizza la Cafalaia, che è il libro dei fatti dei Manichei, che è stato riscoperto ultimamente. Ne parla nel 40, è stata riscoperta la traduzione, ne parla anche Simone Weil, che è una grande studiosa del misticismo del nostro, che lei conoscerà senz'altro, e poi si passa anche a un manoscritto che si trova anche a dei riflessi anche sui famosi Vangeli gnostici di Nagamadi, che furono scoperti durante casualmente i famosi rotoli del Mar Morto. Mi scusi, qui c'è un po' di confusione, mi sono ritirato. I rotoli del Mar Morto. I rotoli del Mar Morto
sono interessanti perché hanno detto molti che sono cose da riprendere, da riguardare, da ritrovare, eccetera. Però tra questi c'è la Pistis Sophia, che è stata scoperta da Lord Ashmore in Inghilterra nel 1700. Ci sono anche dei riferimenti dei rosoli del Mar Morto. Cos'è la Pistis Sophia? La Pistis Sophia è che Gesù per 12 anni sta con gli apostoli e gli spiega che cosa c'è al di là della vita, al di là della morte, cosa che nessuno aveva mai affrontato. La cosa è interessante per questo. Io negli studi fatti, però la terza parte, ho visto che c'è qualcosa che a mio avviso non torna, che è stata aggiunta, addirittura cambiata. La terza parte, tra l'altro, che ha una lingua più vecchia della prima e non capisco perché. Ora io, infatti, nel libro la nostra Elvira cosa fa? Lei non vuol dare, quando dopo farà finalmente la riunione con i giornalisti, passare che quello che ha detto quell'altro, da andare sui lati piuttosto, diciamo, quando c'è qualche cosa c'è sempre il lato più che altro di dire le cose così, tanto per colpire gialli. No, la scienza è conoscenza e coscienza, deve riprendere le cose come sono. Però a quel punto io mi ero accorto quando ho scritto il libro che le persone forse non andavano, ne avrebbero seguito. E allora ho creato questo incontro con questo ragazzo, che tra l'altro io una volta l'ho trovato nel cammino per andare a San Giacomo, di persone che cercano la verità, e questi ragazzi, questo ragazzo e questi anche altri ragazzi hanno un senso del ricordo, cioè del ricordo spirituale, cioè loro danno il pane al proprio spirito attraverso la spiritualità. E questi ragazzi poi sono, la maggior parte sono quelli, almeno quelli che ho conosciuto io, sono degli artisti che comunicano veramente qual è il vero senso della vita. Oggigiorno il mondo è così immateriale che tutti pensano più che altro ad avere più che a essere. Invece lì si parla proprio dell'essenza, che si parla di questo ragazzo. E allora lei, che ha studiato tanto, vedendo che questo ragazzo, nutrendosi di un ricordo, eccetera, e allora questo ricordo gli dà gioia, gli fa capire perché a questo mondo, gli dà un senso alla vita, perché oggigiorno noi ci allontaniamo veramente dal senso della vita. Tant'è vero, io non so, scusi se faccio un po' di pubblicità a me stesso, ora dovrebbe uscire un film che io ho fatto che si chiama la partita delle emozioni, che parla proprio di questo, perché chi lascia, diciamo, a parte è un discorso di un insegnante che è in crisi, allora chiede aiuto ai giovani, perché i giovani hanno tanto da dire se sono indirizzati bene, e faccio riferimento anche nel libro, e questi giovani lo aiutano perché hanno un linguaggio completamente diverso da quello nostro, che è stanco, è stancante, eccetera, che portano a delle soluzioni. Cioè questo è un invito a capire che la cosa più importante oggigiorno è tutto ciò che riguarda il sentimento, le emozioni, che riguarda, al di là di tutto, veramente che cosa sono le vere gioie della vita. E allora affronto il problema nel libro della ghiandola pineale, che la ghiandola pineale è quella ghiandola che noi abbiamo in testa, la quale purtroppo molte volte questa ghiandola pineale, specialmente i primi anni della vita, non la facciamo più si calcifica. Quindi è importante ricalcificarla. Che cos'è la ghiandola pineale? È una piccolissima ghiandola che unisce la spiritualità dell'uomo. Infatti non so se lei è mai capitato molte volte, se va a un pranzo e mangia molto, s'abbuffa, eccetera, sì, sente dentro che
come avesse coperto la sua sensibilità, il suo senso, l'odore del sentimento, viene un po' coperto. E quindi la ghiandola pineale è una cosa importante perché i bambini ce l'hanno, infatti i bambini sognano, giocano, eccetera, perché non è, cioè ce l'hanno ancora pulita, non è calcificata come abbiamo noi, e noi dobbiamo cercare di ricalcificarla, perché se decalcifichiamo noi abbiamo la possibilità veramente di sentire, proprio nel senso latino di sensio, sentire con lo spirito. Ora molte persone criticheranno questo punto di vista mio, ne sono convinto, eccetera, ma non è il discorso che fece Cartesio di un'unione tra spirito e materia, è solamente che è come un'antenna, infatti la chiamavano il terzo occhio, un'antenna per comunicare con ciò che è il divino, e oggigiorno ci scordiamo il divino purtroppo, perché siamo presi veramente da questo materialismo, avere e non essere, avere e non essere. E quindi lei si rende conto che non può andare dal punto di vista scientifico perché avrebbe trovato una barriera. Allora porta ad esempio questo incontro che ha avuto con questo giovane che si nutre veramente di spiritualità, per poter capire, o più che capire, per iniziare alle persone, perché questa è la cosa che mi è interessato fare, buttare, diciamo, un'esca perché la gente possa poi ragionare da sé. Noi non abbiamo la presunzione di insegnare a nessuno, però vogliamo porre il problema e dare la possibilità alle persone di sentirlo, perché questa società così com'è non può andare avanti, è una società in cui non c'è amore, non è vero, c'è una mentalità materiale che ti opprime, infatti la chiamavano il velo di Maya, diceva, che ti offusca, eccetera. Vabbè, c'ha delle domande da farmi, forse mi aiuta meglio. La soluzione, secondo me, l'aspetto più suggestivo, originale del libro, adesso poi daremo ancora meglio le coordinate, delle edizioni, comunque edizioni Medici Press, che è un'interessante casa editrice toscana che magari non è famosissima come la Rizzoli e la Mondadori, ma sta producendo delle cose molto interessanti. Ecco, volevo dire, la bellezza del libro è proprio questo: partire da una dimensione intellettuale e recuperare invece qualcosa di più di corda profonda che appare, almeno agli occhi, diciamo, non dico del profano, ma insomma di una opinione pubblica media, come staccata, antecedente o comunque non legata prioritariamente così a una razionalità. In realtà la ricerca del libro porta anche alla ricerca del sentimento, questo è importante, no? Mi dica. Guarducci. Sì. No, la ringrazio perché è vero, è questo. Se no non sarei stato seguito con i soliti discorsi accademici, eccetera. Portiamo un'esperienza che è quasi reale. Io forse l'ho enfatizzata, ma è reale questa esperienza di questo sentire, di questo senso, di questa ricerca del sentimento. Tant'è vero che, non so se abbiamo parlato con lei, in Eclissi scrissi proprio: chi non guarda al sentimento, alla spiritualità nella vita, dopo, quando muore, ha delle difficoltà a riprenderla questa cosa, perché è una preparazione. E questo la gente è convinta che quando uno muore perde tutto, invece non è vero. Tutto ciò che è stato fatto, che è stato sentito, rimane, e di lì poi possiamo veramente andare verso quello che io chiamo divino. Io non parlo mai di Dio nei miei libri, parlo del divino. Infatti ne parlava anche sì. A volte la gente, cioè alcune persone giovani magari un po' troppo come dire pressate da certi mass media, pensano che l'unica soluzione sia quella di diventare famosi, no? Come se appunto tutto finisse lì e diciamo il dopovita oppure l'accompagnamento nell'altra dimensione non avesse senso. Invece lei adesso ha detto una cosa fondamentale: rimane comunque, la nostra essenza rimane e va al di là degli applausi che abbiamo ricevuto o meno. O sbaglio, Guarducci?
davvero, è questo, bravo, perché oggigiorno bisogna differenziarsi dagli altri, bisogna avere successo dal punto di vista materiale. No. E poi tutto il discorso che tutto è dentro di noi, purtroppo è stato sotterrato dalla materia, dall'esperienza materiale, ma dentro di noi, se cominciamo a guardarci dentro di noi, infatti educare vuol dire guardare dentro, educere, tirar fuori quello che noi abbiamo dentro, allora scopriamo le cose e molte volte non lo tiriamo fuori, perché la ghiandola pineale purtroppo funziona meno, non funziona più e poi non tiriamo fuori quella possibilità che noi abbiamo dentro, perché dentro di noi abbiamo tutto, basta ricercarlo, basta trovarlo, è stato seppellito, ripeto, e questa è la cosa che devo fare. Per questo i monaci, quando fanno vita ascetica, è proprio un processo di dematerializzazione, e per poter arrivare a capire questo è vero, questa è la vera verità, questa è la vera verità, a mio avviso. Certamente. Ecco, invece su un piano, il romanzo ha questo nervo suo originalissimo, però sul piano più generale del giudizio che oggi come oggi viene data sulla vicenda dei Catari, cioè Sì. le pare che ci sia un giudizio troppo severo o da parte della Chiesa o da parte di un'opinione pubblica in generale, oppure dall'altra parte un riscatto eccessivo in senso un po', non so spiegarmi, di un'eresia quasi di una frenesia di abbracciare quell'eresia ritenuta tale a tutti i costi. E qual è la sua posizione da questo punto di vista? La posizione è questa, che il catarismo non è un'eresia, ma è solamente riprendere veramente i principi di Gesù, riprendere insieme. Tant'è vero che Papa Francesco ha chiesto scusa, l'aveva fatta anche padre Wojtyla, riguardo ai catari che venivano bruciati tutti per questo. Perché loro, ma dove si trovano? Allora, quando c'erano le catari non c'erano guerre sociali, ricchi e poveri stavano insieme, dividevano quello che avevano. Si amavano l'uno con gli altri. Tutti i grandi personaggi e i grandi regnanti della Francia e anche volevano che i catari ci fossero, perché purificavano l'ambiente in questo senso, perché a loro gli interessava solamente di guardare la vera gioia, era quella spirituale. Quindi il catarismo è stato importante. E oggigiorno, grazie a Wojtyla e anche a Papa Francesco, le persone l'hanno cominciato a capire, a prendere, a studiare da questo punto di vista. E questo è importante per me, perché il catarismo è importante per capire la vita di queste persone, della spiritualità, della musica di Troubadour, la musica che aveva, la musica che ti nutre, che non sei il tuo spirito. Per me è importantissimo, infatti io non la chiamerei un'eresia, io chiamerei che questi sono i veri cristiani. Certo, ascolti, e invece quel filone che si lega al Sacro Graal, che ha avuto anche molto successo col Codice da Vinci, no, di Dan Brown, lei cosa ne pensa di tutto questo? Allora, il Santo Graal è veramente è stato questa coppa che Giuseppe d'Arimatea riempì di sangue, eccetera, che è stata scomparsa. E cos'è? È più che altro è un simbolo, però è un simbolo in cui sono state create varie fantasie, varie storie riguardo a questo. Certo, la simbologia è importante nella vita per poter riassumere tutto quello, le nostre esperienze, i nostri anche desideri. Però il Graal, in questo senso, poi c'è stato anche quel libro famoso in cui dicevano che voleva dire Sangha Real. Poi si è parlato del priorato di Sion, in cui c'era anche Leonardo da Vinci. No, non sono cose, a mio avviso, cose importanti né vere. Quando si parla di Leonardo da Vinci faceva parte del priorato di Sion, eccetera, e anche altre persone che erano lì, anche dei poeti, eccetera, mi sfugge il nome. Ma non mi sembra che ci sia cioè c'è la voglia quasi di pensare che il paradiso, la gente non voglia il paradiso affollato, c'è troppa gente, io quando voglio stare tranquillo. Non è vero,
perché prima cosa non ci sono più soldi, prima cosa noi facciamo parte di un'unica energia e ci entriamo, infatti nel vero paradiso è entrare nell'energia di tutti noi, e questo l'ha dimostrato anche Einstein e uguale dal punto di vista scientifico, se proprio vogliamo rispondere a queste cose. Certamente. Allora noi siamo purtroppo in finale di trasmissioni, io do Bene. Fabrizio Guarducci, Lorenzo De Medici Press. Ecco, immagino che non si trovi in tutte le librerie, però se voi andate dal vostro libraio chiedete chiaramente Guarducci, richiamo il sentimento, e ve lo fa mandare, no? È così che funziona. Sì, senz'altro, non ci sono problemi. Lei vuole dare eventualmente una sua mail di contatto? Lei gradisce? Sì, oppure... allora la mia mail è Fabrizio. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.